Jean-Pierre. Dobbiamo sfumare, questa melodia meravigliosa che molti di voi avranno riconosciuto è il celeberrimo Trillo del Diavolo, la sonata per violino in sol minore di Giuseppe Tartini, eccelso musicista della Repubblica di Venezia e noto in tutto il mondo. Perché questo brano? Perché quest'oggi parliamo con colui che lo ha interpretato, come avete sentito poco fa, cioè il violinista Paolo Tagliamento, che ho il piacere di avere con noi, sebbene in ritardo, siamo di corsa, ma ce la caveremo lo stesso, grazie a Paolo Tagliamento che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Allora, mi viene da dire maestro, anche se lei ha un'età molto tenera, è nato nel 97 a Conegliano, si è diplomato a soli 15 anni con 10 lode e menzione speciale al Conservatorio Verdi di Milano. Il resto del bellissimo curriculum di Paolo Tagliamento lo potete vedere sul suo sito paolotagliamento.com. Tra le altre cose ha lavorato con Salvatore Accardo, ha studiato con lui, con un'altra grandissima violinista, la professoressa Anna Ciumachenko, riceve i consigli di Uto Ughi, che abbiamo avuto l'onore di avere per una serie di puntate sulla musica qui tanti anni fa alla nostra radio. Non sto a riassumere il suo curriculum perché ha girato il mondo, ha lavorato con tantissime meravigliose orchestre, ha reso anche un bellissimo omaggio a Morricone insieme al chitarrista Massimo Scattolin, con il quale credo lavoriate molto spesso insieme, no, maestro Tagliamento? E adesso ci dice lei cosa sta facendo, però quest'oggi io prenderei spunto, tanto mi rimane dentro la melodia che abbiamo ascoltato all'inizio, il Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini, che credo sia un po' un cimento per i violinisti, o sbaglio, no? Dico una stupidaggine. Senza dubbio è uno dei brani più difficili e più emblematici del repertorio violinistico solistico e che mette sempre duramente alla prova ogni violinista. Poi ha questo lato di cantabilità bellissima che si sviluppa, si sente all'inizio, che rende questo brano insomma veramente ammaliante, seducente, però poi anche naturalmente molto difficile nell'esecuzione, soprattutto nella seconda parte. La seconda parte dove insomma bisogna correre dietro al diavolo, diciamo così. Sì. Intanto io la chiamo maestro perché la musica ha questa cosa bella, no? Che rende maestri coloro che la interpretano. Maestri nel senso che siamo tutti dentro un percorso molto diverso da quello che è il solito percorso cerebrale, didattico e anche cognitivo. La musica ci porta in un altro mondo. Quindi entriamo in una dimensione nella quale il maestro, diciamo così, è un maestro, è una persona che ha la capacità, attraverso uno strumento, di far entrare gli altri, e forse per questo viene chiamato maestro, non lo so, perché per poche altre professioni si usa questo termine. Comunque, prendiamo lo spunto da questo incontro per riflettere un pochino sulla musica. Adesso io rimando veramente chi ci sta seguendo al suo sito paolotagliamento.com, perché si trovano anche una serie di interpretazioni, una delle quali è quella che abbiamo sentito prima, ma si trovano anche tante altre notizie. Ecco, io vorrei partire dall'inizio con lei e chiederle
Come si scopre di avere il talento musicale e come si trova, come ha trovato lei, lo strumento giusto, in questo caso il violino? Sembrano 2 domande semplici, ma a pensarci forse mica neanche tanto, no? Dunque, in effetti sì, la risposta non è così immediata e può essere variegata, perché naturalmente dipende da individuo a individuo. Ci sono strade diverse per le quali si può arrivare alla scelta di uno strumento, ehm, o comunque alla scelta di fare musica, tenendo conto poi che una cosa è cominciare, una cosa poi è perseverare e continuare con la carriera. Diciamo nel mio caso, c'è stata quella che io chiamo una sorta di folgorazione, nel senso che, ho sentito, un richiamo esteriore che ha svegliato in me, qualcosa che era già dentro, secondo il mio punto di vista, perché nel momento in cui ho sentito il violino, sia dal vivo che in CD, ricordo abbastanza esattamente, precisamente Quan l'occasione dal vivo. quando è Era accaduto? un concerto particolare, tra l'altro, Sì, con de mi stavo domandando quando è accaduto. questo quando avevo 7 anni, 6 anni forse. Ascoltando cosa? Ascoltando un concerto di arpe celtiche con un violino anche, irlandese se non Ah, sbaglio. E e questa è stata un'occasione che mi ricordo bene nella mia città, Conegliano. Ehm, e poi sicuramente ho ascoltato anche il violino in CD, mi è capitato, anche se non ho ricordi esatti, però ho sentito questo richiamo che mi ha convinto subito, cioè convinto, è difficile dire convinto quando si ha 7 anni, però ero sicuro mh. che quello mi piaceva, insomma, che e non ho mai pensato ad altre cose poi. Ecco, lei è nato a Conegliano nel '97, come ha ricordato adesso. Sì, esatto. Lavora anche con, l'orchestra di Radio Veneto 1, no, è membro dei solisti di Radio Veneto 1, che è la prima orchestra da camera sinfonica di una radio privata italiana. E nel '21 ha debuttato con la celebre Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Siccome abbiamo Sì, incorniciato la nostra conversazione con una frase di Friedrich Nietzsche, nel Crepuscolo degli idoli, il grande filosofo tedesco scriveva tra l'altro che senza la musica la vita sarebbe un errore. In un altro brano, in una lettera, in una delle tante lettere che scrisse Friedrich Nietzsche, scrisse anche che secondo lui la musica gli faceva venire in mente una città sola, Venezia. Quanto ha contato per lei la sua terra, maestro? E poi le chiedo anche se è d'accordo con cosa ne pensa di questa frase di Nietzsche: senza la musica la vita sarebbe un errore. dunque, quanto ha contato per me la mia terra, moltissimo. Sono molto legato a quella che sì, io chiamo la mia patria insomma, ehm, e sono legato Insomma, a che poi è una patria musicale con tutti i 4 quinti di nobiltà, anzi i 6 quinti di nobiltà, no, sì, perché diciamo Venezia, che la sì, musica veneziana diciamo, non sì, stiamo diciamo neanche a dirlo. che sì, senza Veneta senza, Vivaldi, nel caso specifico, del violino e non solo, e senza tanti altri tante altre grandi personalità, sicuramente non avremo tutto quello che abbiamo adesso. Proprio in questi giorni leggevo le cose molto importanti, leggevo delle cose molto importanti riguardo la storia della musica, per esempio Gioseffo Zarlino, è stato, praticamente il probabilmente il più grande teorico musicale del Rinascimento. Insomma, ci sono state delle personalità veramente che hanno cambiato il corso della storia, nell'ambito veneziano. Beh, io sono molto legato alla mia terra, alla città di Venezia, nella quale ho il piacere, il privilegio di suonare anche spesso,
devo dire che è sempre una grande, Quindi enorme diciamo ispirazione. che è d'accordo con Nietzsche. Musica uguale Venezia e So- senza la musica la Sono vita... d'accordo, certo, non solo logicamente, perché però è interessante che dica così, perché senza dubbio è una città che ispira, mh, forse più di ogni altra, nel senso che io reputo che Venezia sia veramente una città eh, unica, per dirlo in maniera Sì. riduttiva, molto riduttiva, cioè la metto al pari. Devo essere onesto solo con Roma, perché Roma ha questa eternità e grandezza insuperabile, però nella sua architettura, per come è fatta la città, è veramente una sorta di miracolo architettonico. Poi sono d'accordo in questo senso, e riguardo il resto, riguardo la sua frase: senza la musica la vita sarebbe un errore. Beh, Un po' impegnativa, diciamo, però insomma rende l'idea. sì, diciamo, io non sono totalmente d'accordo, per il fatto che la musica sarebbe un errore senza Dio e non senza la musica, nel senso che la musica non è un fine, è un mezzo, non è un fine, pardon, è un mezzo che ci aiuta moltissimo anche nella vita, e rende la vita sicuramente più bella, come intende esprimere anche il filosofo. Detto questo, sicuramente non è il fine ultimo della vita, però ci sta, insomma, in qualche modo Sì. questo impeto, diciamo, di amore per la musica, ecco, sì, quello sì. Ecco, maestro, quanto conta l'educazione musicale? Intendo in famiglia piuttosto che a scuola o anche altrove, perché le fonti sono molteplici alle quali uno si abbevera e si accultura musicalmente, no? E a proposito, lei cosa intende per cultura musicale? E dicevamo prima, usavamo questo sostantivo. Chi sono i maestri, a suo giudizio, nel campo della musica? Le sto facendo una serie di domandine così molto, molto semplici, le quali ci vorrebbe Molto tre semplice. ore per rispondere, dovremmo avere 3 ore di trasmissione e dialogarcela tranquillamente. Però, insomma, io gliele faccio lo stesso queste domande. Dunque, quanto conta in famiglia, diciamo, l'educazione musicale? Se non sbaglio, questa era la prima O anche a scuola. domanda. Sì, o anche a scuola. Beh, Lì allora, apriremmo un altro capitolo perché molti lamentano la mancanza di cultura musicale sì, a scuola, eccetera. No? Non so se lei è d'accordo. senza dubbio ci sarebbe bisogno di fare anche quello, di avere un'educazione musicale, perché senza dubbio imbellisce e preziosisce poi la vita, la musica bella, e anche, sì, come dice il maestro Ughi, dà questa impronta di bellezza e di buon gusto nella vita, e non solo, perché fa riflettere e aiuta molto, ma sicuramente lì questa è una lacuna nel mondo italiano, tanto più che l'Italia è il paese più importante, assieme, sì, insomma, alla Germania, però soprattutto l'Italia per la musica classica. In famiglia, beh, sì, sarebbe bene in famiglia ascoltare musica, e magari anche parlarne e fare anche musica insieme. È una cosa molto bella, diciamo, penso alle famiglie, diciamo alla Vienna musicale, non solo, ehm, nella quale le famiglie si trovavano insieme, ma ancora oggi ne conosco anche qualcuna, per fare musica in trio, quartetto, quintetto, formazioni cameristiche, anche a livello così amatoriale. È una cosa molto bella, e che fa parte un po' della tradizione nostra europea. Dopodiché io non vengo da una famiglia diciamo musicale dal punto di vista classico, ho scoperto più o meno tutto da me stesso, e da un lato sono felice, perché il piacere della scoperta e di arrivare da sé sì, a scoprire il mondo della musica è molto, diciamo,
affascinante e anche molto anche soddisfacente. Quindi, diciamo, maestro, lei è stato folgorato dal violino irlandese e poi ha scoperto la musica per conto suo, Sì, camminandoci dentro. possiamo Questo è in qualche bellissimo. modo dirla così. Poi riguardo poi la sua domanda, la terza domanda Chi sono i maestri? riguardava I maestri, chi sono i maestri? i Quindi, maestri. a Dunque, ci questo sono i punto, anche maestri. quali sono i suoi maestri e i suoi riferimenti nel campo della musica? Cosa significa essere un maestro? Ma guardi, mh, diciamo, è difficile dare una definizione. Il maestro è colui che guida. Solitamente per guidare deve avere un'esperienza e diciamo, un bagaglio di conoscenze. Ora io nella mia giovane età non posso dire di aver vissuto una vita lunga Guardi, io, se lei e non si offende, la chiamo maestro lo stesso, perché per me chi sì, interpreta, no, come fa abbiamo sentito piacere, ma prima, poi sentiremo un brano anche alla fine, ma chi interpreta la musica mi guida, ci guida, quindi per forza è un maestro. Lei non ci scappa da questa definizione, no, mi non fa può piacere, guardi, sfuggirne. io sì, sì, no, ho avuto il piacere, la fortuna di stare a contatto con grandi musicisti, Ecco, io ne ho anche citati due se prima, no? Salvatore Accardo e Uto Ughi. certamente, certamente, Però poi, immagino e tanti poi anche altri. altri, non solo violinisti, che mi hanno moltissimo ispirato. Penso a cantanti, penso a Teresa Berganza quando era a Madrid, penso a Ruggero Raimondi, Mm. penso a pianisti importanti, la mia maestra anche come violinista, molti. Tra l'altro ho questa grande passione del canto, sto studiando canto anche da tempo e anche ho cominciato un po' a cantare. Quindi amo la musica nel suo complesso e penso che Mm. il maestro dia un'impronta, non debba in nessun modo imporre la, il suo stile, la sua personalità, la sua visione all'allievo, però debba guidarlo, cioè debba dargli gli Mm. strumenti e i mezzi per sviluppare lui stesso la sua propria personalità. Non è facile per niente fare questo. Ecco, se Devo dire lei... che la mia maestra Ah, sì, in prego. questo è stata Anna. straordinaria, perché veramente è riuscita a darmi i mezzi per poi sviluppare una mia personalità, pur nel quadro di una scuola ehm, diciamo abbastanza definita, violinistica, quindi ci sono tanti elementi che Lei si è trovato bene al ehm, Conservatorio di Milano? il Conservatorio di Milano sì, sono stati un paio di anni molto intensi e anche di soddisfazioni. Ho vinto alcuni concorsi interni al conservatorio e non solo, anche penso al concorso della Società Umanitaria Nazionale. Sì. Il conservatorio mi ha dato molte possibilità di concerti anche all'estero. Ho fatto il mio primo concerto attraverso il conservatorio, il mio primo concerto oltreoceano, per l'ambasciata di Colombo in Sri Lanka. Ho fatto delle cose molto belle, ho suonato con gli anni anche quello che è dei pomeriggi musicali. Sono Sì. stati anni molto, molto intensi e c'erano anche delle belle borse di studio che il conservatorio elargiva, quindi sì, devo dire è stato un periodo molto Ecco, proficuo. se lei dovesse definire il sapere musicale, come lo definirebbe? Che specie di sapere è? E poi quante ore suona al giorno? Quanto è importante proprio l'allenamento, direi quasi fisico, se si può definirlo così? Infatti, tutte domande che avrebbero bisogno di molto tempo di discussione, però è interessante. Dunque, il sapere musicale vuol dire molto, vuol dire secoli di stratificazione culturale, di pensiero eh, dell'Europa, dell'Italia, non solo, e vuol dire l'espressione dell'uomo nel campo musicale di tutta la società.
vuol dire tante cose, è la manifestazione del pensiero di ogni epoca e della situazione di ogni epoca, tant'è che vediamo quale sia, diciamo, il pensiero musicale dell'epoca in cui viviamo, come vediamo quali fossero i pensieri musicali di epoche passate. Quindi diciamo, possiamo dire che il pensiero musicale sia sì tutto quel bagaglio di conoscenze, di sviluppi teorici della musica, appunto ho citato prima Giarlino, 1500 a Venezia, si può pensare a tante cose, però diciamo sì, è la nostra cultura, è la nostra, lei prima mi chiedeva riguardo la cultura, sì. Sì, diciamo, cultura vuol dire tante cose e sarebbe anche bene appunto che a livello pubblico venisse incentivata la buona cultura e non la cattiva cultura, o forse la cultura è solo buona e non esiste la cattiva, chi lo sa, forse anche così. Però sì, è una domanda che contiene molto dentro, è difficile dare Ne parleremo una un'altra risposta volta, perché specifica. questa qui è solo una conversazione d'assaggio, visto che questi temi poi vorremmo anche coinvolgere magari chi ci ascolta. La prossima volta, quando abbiamo più tempo, facciamo un dialogo anche con ascoltatrici e ascoltatori. A me, naturalmente, mi verrebbero tante altre domande, ma i minuti sono pochissimi e mi limito a fare a porle un ultimo quesito. Quali sono i suoi personali punti di riferimento nel campo sia degli autori che degli interpreti della musica, e che cosa ascolta al di fuori della musica cosiddetta classica? Qui apriremo tutta un'altra discussione, perché la musica classica, la musica contemporanea, la musica pop sono tutte categorie ed etichette a volte molto sfuggenti, no? Però qualcosa ci indicano. Quindi al di fuori della musica cosiddetta classica e contemporanea, lei cosa ascolta e cosa invece proprio non riesce ad ascoltare? Dunque, al di fuori della musica cosiddetta classica, che io chiamo musica e basta, non ascolto in genere altro per il fatto che c'è talmente tanta musica bella in giro, registrata dalle epoche più remote fino alle piattaforme, cioè nel senso di come compositori, farti pensare, non so, dal Rinascimento fino al Romanticismo quanto ci sia, e poi ancora oltre, anche volendo, anche se io diciamo, ho il mio centro, diciamo, tra il periodo di barocco e il primo romanticismo, diciamo, come cuore del mio repertorio, anche della musica che amo di più, del mio repertorio, non solo perché in realtà poi arrivo fino anche ai giorni nostri. E poi sì, ecco, non ascolto altro, nel senso che c'è musica per ogni momento della giornata, Sì. e amo molto anche la musica rinascimentale, amo molto Palestrina, E moltissimo. allora le ricordo, così chiudiamo su questa notizia, che è una cosa che abbiamo seguito anche tanti anni, vedremo di farlo anche quest'anno, che si apre proprio stasera a Milano, Milano Arte e Musica, che è un festival di musica antica, ma non solo, e che copre proprio i periodi che lei stava appena citando. Bellissimo, in tutti i luoghi, in alcuni dei luoghi più belli della città di Milano. Maestro Tagliamento, noi ci salutiamo con un altro brano musicale, ma direi che è stata proprio soltanto un debutto questa conversazione, perché le cose di cui discutere sono tantissime. Lei me ne ha messe, mi ha fatto venire in mente tante altre domande, il tempo è pochissimo, però è stato giusto una presentazione, un conoscersi molto superficialmente. Adesso ascoltiamo, che cosa ci ascoltiamo per salutarci, Maestro Tagliamento? Ce lo dica lei. Johannes Brahms. Sì, possiamo ascoltare un estratto dall'album dell'integrale delle sonate Che lei ha, per che lei violino ha e inciso. pianoforte che ho inciso. Ecco, sì, è un lavoro, diciamo, è l'essenza di anni di lavoro che ho svolto a Monaco su queste sonate, quindi c'è dentro condensato di, di un periodo molto intenso, ecco, anche emotivamente.
Allora, Ehm, sonata numero 2 in La maggiore, opera 100 per violino di Johannes Brahms, al violino Paolo Tagliamento, al pianoforte Mamikon Nachapetov, se non ho pronunciato male. Io ringrazio sì, davvero Paolo Tagliamento, avremo modo di risentirci, maestro Tagliamento. Grazie davvero. Poi andate sul suo sito paolotagliamento.com. Grazie ancora. grazie a lei, un piacere.